State seguendo, parlo troppo forte, è notorio che dopo i 13-14 minuti l'uditorio è steso, quindi ecco per cui è steso, non c'è nessun tipo di speranza. Ah, benissimo. Vabbè. Ah, che peccato. Ecco. Allora, adesso cosa devo fare io? Un po' con le freccine così? Ecco, questo va indietro. Ecco. Allora, andiamo con questo. Grazie. Grazie mille, Mario. Allora, quindi qui vedete un manifesto dell'epoca, no? Manifesto fatto in Italia d'intesa con questa mobilitazione statunitense. Questo è un altro. Qui sono tutte le forze dell'intesa. Ecco, e poi qui vedete, ecco, invece questa è una cartolina della YMCA che immagina questo prodotto, il Ritirate-All, che è l'unico prodotto che può salvare gli imperi centrali. Gli imperi centrali vedete che sono nelle spire delle potenze dell'intesa, dice l'unica maniera per salvarsi è ritirarsi, ecco, che si ritiri, Ritirate-All, che tra l'altro è interessante perché allude a un tipo di propaganda che veniva anche fatta, che era fatta all'avversario, al nemico. No? Ritiratevi. Ecco. E qui è appunto la YMCA di cui parlavo. E poi ecco, questo è Ivy Lee. Ivy Lee è il fondatore, uno dei fondatori delle cosiddette public relations, cioè di un nuovo modo di comunicare che non tende a vendere prodotti, ma tende a vendere una causa, un'impresa nel suo insieme, un personaggio, un'immagine, no? Le famose public relations, nascono con questo signore che si chiama Ivy Lee e che nell'aprile del 18, come rivela una lettera che scrive alla moglie, è a Bologna e scrive: qui ci stanno accogliendo, perché è a capo della macchina propagandistica della Croce Rossa americana, ecco, dice, stanno accogliendo con grande entusiasmo, ecco, entusiasmo che avvolge anche la figura, anche e soprattutto perché qui c'è una propaganda che deve sostenere l'intesa e al tempo stesso sostenere l'immagine degli Stati Uniti e l'immagine di Wilson. Wilson, attorno a Wilson si costruisce un vero e proprio mito che contende l'attenzione delle grandi masse al mito bolscevico di Lenin. Nell'immediato primo dopoguerra mondiale sono queste le due grandi figure. Questa è una figura di liberal democrazia che si rivolge alle grandi masse con la promessa, vi ricordate Wilson, ingresso in guerra, con l'impegno che questa sia l'ultima guerra, no? Ecco, l'ultima guerra, grazie, grazie. L'ultima guerra, la guerra che finisce tutte le guerre, to end all wars, ecco, e la guerra per la sicurezza della democrazia, per rendere il mondo sicuro per la democrazia, liberandolo delle potenze centrali. Ecco, e attorno a questo si costruisce, spero che sia chiaro, proprio attraverso questa macchina propagandistica che poi continua nell'immediato dopoguerra, il mito di Wilson. Ecco, qui un'altra piccola scoperta, che Wilson passa 3 ore a Genova il 3 gennaio del 1919, sta per andare a Versailles per la famosa e per lui infausta conferenza di pace, va a Roma e di ritorno da Roma con un accordo che era stato preso con le autorità locali, ecco, si ferma per 3 ore a Genova. In queste 3 ore fa 2 discorsi assolutamente straordinari. Wilson, anche se non era bravissimo come esposizione, ecco, diremmo, come drammatizzazione, però era un notevole oratore, si batteva tra l'altro i discorsi a macchina da solo, era un datilografo provetto, ecco, e qui lo vedete, e qui è
a Principe, dal monumento a Colombo, ma un primo grande discorso lo tiene davanti al monumento a Mazzini, perché Wilson quello che chiede quando è a Genova dice: voglio andare sulla tomba di Mazzini. La cosa non riesce perché via Sarotti è letteralmente inondata d'acqua e di fango, ecco, e quindi il corteo di auto a metà di via Sarotti si ferma, torna indietro e si fermano lì a Corvetto, ecco, dal monumento a Mazzini, e Wilson tiene un importante discorso. Il mito di Wilson, però, come sappiamo, svanisce nel corso di un mattino, insomma, ecco, perché di fronte al riemergere del revanchismo e in particolare di fronte alle richieste italiane sull'Adriatico, Wilson è assolutamente irremovibile e dunque finirà per scontare questo con una rapidissimo vanificarsi di questa sua immagine così forte, che si congiunge peraltro alla crisi dell'immagine anche all'interno, perché come sapete il congresso a maggioranza repubblicana rifiuta decisamente di sottoscrivere gli accordi di Versailles. Poi Wilson avrà un colpo apopletico e così via, e la situazione lo porterà a uscire dalla scena pubblica. Ecco, a questo punto queste relazioni che sono state così intense durante la guerra nel 17-18 per motivi economici, per motivi diplomatici tra Italia e Stati Uniti si raffreddano. Si raffreddano un po' perché viene meno l'interlocutore, era Wilson l'interlocutore degli europei, no? Ecco, ritorna fortemente l'isolazionismo statunitense, ecco, e poi un po' perché negli Stati Uniti si guarda con preoccupazione a quello che sta accadendo in Europa, in particolare in Italia, si guarda decisamente con preoccupazione al biennio rosso, anche se gli Stati Uniti stessi hanno al loro interno un loro biennio rosso di mobilitazioni sociali. Ecco, bisogna attendere l'avvento di Mussolini al governo perché cambino di nuovo i rapporti, perché Italia e Stati Uniti si riavvicinino. Perché l'avvento di Mussolini al governo nell'autunno del 1922 è salutato con favore dall'ambasciatore a Roma, Richard Washburn Child, come una soluzione d'ordine ai cronici problemi della penisola. Si avvia così quella che sarà a lungo un'interpretazione del fascismo data da una parte consistente dell'establishment statunitense. Cambieranno soprattutto dopo l'Etiopia. Ecco, con l'Etiopia c'è davvero l'aggressione all'Etiopia, la preoccupazione, allora cambia almeno in parte l'atteggiamento, ma nel corso degli anni '20 in realtà si guarda a Mussolini da parte dell'establishment statunitense, che è un establishment repubblicano, un establishment tendenzialmente conservatore, a forte baricentro imprenditoriale, no? E conservatore, si guarda a Mussolini e al fascismo come una soluzione, dice ma finalmente gli ha messo un po' d'ordine a quelli lì, insomma, ecco. Ora, echi di tutto questo, vi devo dire la verità, c'erano ancora quando io sono andato come studente per la prima volta negli Stati Uniti nel 1974. Il direttore della sezione della New York Public Library che io più frequentavo, che era la sezione economico-sociale, ogni tanto mi diceva, era il settembre 1974, certo che però a voi vi aveva messo un po' a posto, a voi italiani, no? Ecco. Ebbene, quindi questo è, però tornando all'epoca, decisamente si guarda con favore e da parte statunitense all'avvento di Mussolini, e questo, ma non bisogna dimenticare che i ceti conservatori italiani facevano lo stesso, insomma, no? Ecco, è quello che sostiene Mussolini nella sua iniziativa governativa all'inizio, visto che non ha la base elettorale e in Parlamento direttamente legata al suo partito. Ecco, questo inaugura una fase di riavvicinamento tra i due paesi. È una fase che è sostanziata a metà del decennio dagli ingenti aiuti delle banche americane alla stabilizzazione dell'economia italiana. La famosa quota 90 viene raggiunta con l'intervento diretto della casa Morgan, quindi delle banche statunitensi. Gli Stati Uniti assumono un atteggiamento che dal punto di vista geopolitico-diplomatico è di isolazionismo, ma dal punto di vista economico è fortemente interventista, no? Ecco, a ribadire una loro vocazione. E poi questa
riavvicinamento tra i due paesi è alimentato da un denso flusso comunicativo. Si riaprono i flussi comunicativi nel quale vanno a precipitare la macchina diplomatica propagandistica italiana, giornali e mediatori italoamericani favorevoli al regime, ecco, un po' perché sono conservatori e un po' perché questo ci sarà un sostegno degli italoamericani, soprattutto delle loro elite, al fascismo, che è dato dal fatto che è la prima volta che hanno un governo dall'altra parte che gonfia i muscoli sulla scena internazionale. Da giornali e mediatori italoamericani favorevoli al regime, da esponenti del mondo politico, diplomatico e di affari statunitensi che sono in vario modo interessati alla stabilizzazione dell'Italia, economica e politica. E sono tutti impegnati a disegnare, col fattivo contributo di Mussolini, l'immagine del duce quale capo carismatico capace di traghettare l'Italia verso un'ordinata modernità. Un obiettivo questo, rispetto al quale da dell'Atlantico si è disposti a chiudere più di un occhio sulle maniere forti usate dalle camicie nere per raggiungerlo e poi mantenerlo su basi sempre più chiaramente dittatoriali. Ecco, e comunque Mussolini e queste conservatrici amministrazioni repubblicane statunitensi instaurano, non bisogna dimenticare, questi sono anche gli Stati Uniti, sì, sono gli Stati Uniti in cui compaiono nelle case anche di ceto medio il Frigidaire e il ferro da stiro elettrico e le auto, ecco, ma sono anche gli anni in cui compaiono sullo sfondo il Ku Klux Klan, no? Ecco, il Ku Klux Klan raggiunge il suo apogeo nella prima metà degli anni '20 e non solo contro gli afroamericani, ma anche e soprattutto contro i migranti. Gli italiani, io ricordo di aver intervistato una signora che raccontava di come negli anni '20 era negli Stati Uniti, prima metà degli anni '20, e lei aveva visto quelli del clan, quelli del Ku Klux Klan, che se la prendevano con gli italiani, con gli italo-americani. Ecco. Ora, veniamo alle nostre industrie culturali, veniamo alla pubblicità, al cinema, alla musica. Ecco. Abbiamo parlato del fatto che, sia pure brevemente, sbarcano in Italia, anche se per un breve periodo, questi comunicatori, no? Che erano, Ivy Lee, propagandisti durante la guerra, ma sono comunicatori commerciali nella vita quotidiana, no? Sono pubblicitari, sono uomini di public relations. Ecco, qualche eco di questo, ecco, e delle tecniche che avevano portato, del dibattito che avevano sviluppato, qualche eco di questo rimane anche nel dopoguerra. E si incarna soprattutto in due filoni, per cui c'è un tentativo di influenza della pubblicità italiana, della pubblicità, scusate, statunitense in Italia negli anni '20. Allora, da un lato ci sono alcuni italiani che hanno fatto esperienza pubblicitaria negli Stati Uniti, che gli Stati Uniti si stanno già affermando come il luogo dove si stanno sviluppando le tecniche più avanzate di pubblicità. Ecco, soprattutto si sta sviluppando la pubblicità incentrata sull'agenzia. Quando noi parliamo di pubblicità, in genere pensiamo all'agenzia, no? Un imprenditore si rivolge all'agenzia e dice: fatemi una campagna che voglio provare a vendere questo prodotto. Ecco, questo emerge negli Stati Uniti nel primo decennio del Novecento. Prima, negli Stati Uniti e nel mondo, tutto era molto meno organico e concentrato, perché dico concentrato perché l'agenzia ti fa pensare a un soggetto, no? Io sono l'imprenditore, Stella è un medium, i giornali o i poster, eccetera, ecco, e chi è che mi consente di accedere al medium? L'agenzia che sta in mezzo. Ma questo, ripeto, avviene dal primo decennio del Novecento. Fino ad allora c'erano in realtà due circuiti separati di pubblicità. Non c'era l'agenzia come la conosciamo adesso. Cioè, da un lato c'era il circuito dei giornali e in questo caso l'intermediario si limitava a comprare gli spazi, non faceva l'annuncio. L'annuncio lo facevo io, imprenditore, assieme a un tipografo, magari parlando col direttore del giornale. Ma l'intermediario era una piccola agenzia che comprava gli spazi.
e che sfruttava il fatto che in realtà il business era talmente limitato che i giornali non si preoccupavano di avere a loro volta un loro ufficio di pubblicità. Interveniva questo intermediario che spesso era un ex giornalista o un amministrativo di giornale che cercava di lucrare qualcosa, insomma, ma era un business molto, molto ridotto, molto limitato. Dall'altro lato c'era un altro circuito, che era quello dei manifesti. E lì allora c'era la litotipografia, cioè lo studio grafico che preparava i manifesti, ma erano due mondi separati, legati al fatto che i mercati erano molto ridotti, quindi a malapena si poteva fare un po' di pubblicità sui giornali e poi attraverso il manifesto che era diventa particolarmente diffuso, soprattutto in Italia, per una ragione semplice. Una è generale, come in tutti i paesi. Il manifesto ti becca tutti quelli che passano, quindi non devi fare un investimento specifico. Lo metti lì e tutti i passanti lo vedono. E due, nel caso italiano in particolare, perché l'Italia nel 1911 c'è ancora il 38% della popolazione che è analfabeta, con punte del 50-60% nel meridione. Quindi il manifesto sembrava la cosa. Ecco, però spero che sia chiaro, erano due mondi separati. Giornali, manifesti. Negli Stati Uniti invece, di fronte a un mercato decisamente molto più ampio, c'è spazio perché a qualcuno venga in mente e dice: ma perché non mettiamo insieme tutto quanto? Perché io non creo un'agenzia nella quale c'è quello che gestisce la commessa, quello che si fa venire l'idea, quello che la elabora dal punto di vista grafico, quello che mette tutto insieme e vende il prodotto, in questo caso, direttamente all'inserzionista, all'imprenditore. Non ci sarà più questo rapporto, no? Complicato tra io imprenditore, i giornali, l'intermediario che compra un po' di spazio, poi devo andare da quelli dei manifesti, eccetera. A questo punto c'è un'agenzia fra me e la stella medium che si incarica di prendere la commessa da me e mi dà chiave in mano il prodotto finito. Mi dice: guardi, domani esce questo annuncio. Ecco, questa è un'invenzione statunitense, notevole statunitense, del primo decennio del Novecento. Non so se è chiaro. Ecco, quindi quelli che erano arrivati avevano già questa visione, che invece in Europa in notevole misura non c'era. Nell'immediato primo dopoguerra, primi anni 20, c'è qualche italiano che ha fatto esperienza d'agenzia negli Stati Uniti, un emigrato un po' speciale, torna e crea la prima agenzia all'americana. Però è un caso ancora molto, molto ridotto, perché il mercato, ribadisco, è decisamente limitato. Ecco. La prima agenzia si chiama Acme, è creata da un certo Luigi Dal Monte Casoni, ecco, che appunto era stato negli Stati Uniti tra il 19 e il 20. Nel 22 torna in Italia, crea questa agenzia che però per il momento resta un fenomeno ancora limitato. Spero che sia chiaro, perché non ci sono le dimensioni di mercato e poi perché è tutt'altro che chiaro come fare, perché una cosa importante della pubblicità statunitense è il fatto di chiarire che c'è una tariffa fissa per l'agenzia, cioè che l'agenzia non è che ti vende più o meno o che altro, si prende il 15% del costo della campagna. Sul costo della campagna applica un proprio utile del 15%, proprio ricavo del 15%. Allora dicevo, il mercato italiano fa ancora fatica a assorbire esperienze come queste, è ancora troppo piccolo. Se ne accorgono. L'altro filone che negli anni 20 prova a portare la pubblicità statunitense in Italia, mi avete seguito fino a questo momento? Ecco, c'è un altro filone che sono gli americani stessi, perché nel corso degli anni 20, come dicevo, gli americani in misura crescente, con la prosperità che conoscono all'interno, che è quella che abbiamo visto gli anni del proibizionismo, del jazz, di Gatsby, ecco, no? Bene, provano con successo a proiettarsi al di là del proprio territorio nazionale, no? C'è una grande espansione del business statunitense internazionale, ecco, sul piano internazionale. E in particolare c'è un'impresa di auto, che è la General Motors, che è l'impresa emergente degli anni 20, che decide che in ogni posto dove aprirà
o un impianto nel mondo o un centro vendita, chiede a una grande agenzia pubblicitaria di aprire una filiale in quel posto. Questo riguarda anche l'Italia. General Motors si affida alla più grande agenzia dell'epoca, che si chiama J. Walter Thompson, sbarca in Italia nel 1928. Ecco, in realtà è un momento, né General Motors né JWT, J. Walter Thompson la azzeccano, perché è il 28, è l'anno prima della grande crisi. Arriva la grande crisi e General Motors chiude tutte le filiali nel mondo, e ancor più lo fa l'agenzia, la J. Walter Thompson, no? Che peraltro aveva già alcune centinaia di dipendenti, ma che chiude. Ecco, con questa chiusura, siamo nei primi anni 30, sostanzialmente il tentativo diretto di penetrazione della pubblicità statunitense in Italia, quindi questa prima delle tre industrie culturali di cui ci occupiamo, si può dire concluso. Concluso lasciando come traccia questa Acme, questa piccola agenzia italiana, no? Fatta da uno che era stato negli Stati Uniti, ecco, e lasciando però come traccia ancora anche un po' di queste pratiche, un po' cioè della tendenza a fare pubblicità sulle riviste, a fare soprattutto annunci, a fare annunci, qui vediamo, ecco, annunci. Se notate, ora voi provate a pensare alla pubblicità italiana del primo Novecento. In genere è fatta con un'immagine, quella parlo degli annunci, i manifesti sono floreali, bellissimi, c'è al massimo il nome del prodotto e basta, forse anche lo slogan, ma in genere c'è solo il nome del prodotto. Invece gli annunci sui giornali, ecco, se andate a vedere, erano fatti di piccole immagini con tanto testo oppure con poco testo, ma molto fiammeggiante, no? Molto floreale, pieno di esagerazioni. Questo vi farà passare per sempre il mal di testa, quell'altro, ecco, fatte così. La pubblicità statunitense, che si afferma soprattutto dagli anni 10 e poi anni 20, è una pubblicità che invece si vuole, virgolette, razionale, sistematica, cioè che tende a illustrare, naturalmente in una forma inevitabilmente un po' esagerata, ma a illustrare le caratteristiche del prodotto e a sottolineare gli utenti, i consumatori. Come vedete, qui Cirio, questa è una pubblicità italiana, ma fatta da questa piccola agenzia di ispirazione statunitense, ecco, è incentrato sul prodotto, no? Il prodotto Cirio, i piselli Cirio, ci sono i piselli Cirio, e soprattutto così come è visto dai consumatori, con una descrizione delle caratteristiche in pochi minuti, vi consentirà di ottenere questo, ottenere quell'altro. Questa è una traccia che la pubblicità americana comincia a lasciare negli anni 20, ma non molto più di questo. Per avere le agenzie veramente all'americana, dovremmo aspettare gli anni 50 e gli anni 60. Per avere un'affermazione addirittura come predominanza del mercato, pensate, mi è capitato di scoprirlo lavorando nell'archivio della J. Walter Thompson, bisogna aspettare la metà degli anni 60. Prima della metà degli anni 60 la pubblicità in Italia la fanno un insieme di attori che non sono la grande agenzia concentrata all'americana. Ecco, quindi perciò, come dire, il primo discorso di industria culturale è un discorso di, negli anni 20, di sostanziale fallimento. Restano alcune tracce, ma il modello all'americana non sfonda in Italia. Quello che non è riuscito alla pubblicità, se non, ripeto, come qualche esempio, no, di modo di fare pubblicità, ma solo esempi. Quello che non è riuscito alla pubblicità riesce invece su amplissima scala all'industria cinematografica hollywoodiana, la nostra seconda industria culturale, che è poi l'architrave dell'emergente universo dei moderni mass media e della sfida statunitense. E ancora una volta la guerra è uno spartiacque decisivo. In primo luogo perché blocca l'accesso sul mercato americano delle fiorenti cinematografie europee, inclusa quella italiana. Con la guerra l'esportazione di film, e l'Italia esportava film anche negli Stati Uniti, soprattutto in parte rivolti agli italoamericani, ecco, si blocca. Nell'arco di soli 6 anni, tra il 12 e il 18, l'industria italiana vede il proprio export oltreoceano ridursi del 90%, bloccato dalla guerra. In secondo luogo, attorno alla macchina della mobilitazione si cementa
negli Stati Uniti, un rapporto tra Washington e Hollywood che è destinato a consolidarsi. Con l'arrivo della pace a Washington si comincia a guardare Hollywood con occhi diversi, non è più soltanto il mondo eccentrico, il mondo delle esagerazioni, il mondo degli scandali, dei divi, eccetera, ma è un mondo che può aiutare a creare l'immagine degli Stati Uniti nel mondo, oltre che vendere i prodotti statunitensi. E forte dell'appoggio governativo, il sistema hollywoodiano si concentra e razionalizza la creazione del cosiddetto studio system, no? Le majors, le grandi imprese cinematografiche statunitensi diventano delle imprese come le altre, con una struttura divisionale, con un'alta concentrazione di capitale, con un'estrema standardizzazione. Vi ricordate quelle immagini dei baffi, ad esempio? 700 tipi diversi di baffi. A seconda delle esigenze abbiamo il baffo giusto da sistemare sui nostri attori che sono vincolati, se ricordate, da contratti di 7 anni, nel corso dei quali possono interpretare solo certe parti, perché quelle sono le parti che attribuisce loro lo studio. E questa dimensione, questa forza, produce i suoi effetti quasi da subito. Già nel 20 le esportazioni degli studios in Europa risultano quintuplicate rispetto all'anteguerra, anche perché nel frattempo le industrie cinematografiche europee sono distrutte dalla guerra. E nel 25 l'industria americana controlla il 65% della distribuzione cinematografica in Italia. Ho detto distribuzione non a caso perché sono macchine concentrate che non solo producono ma distribuiscono anche il prodotto. E come più che altrove nella penisola italiana la penetrazione americana è facilitata, come dicevo, dal collasso della produzione nazionale, per cui è una crescita costante nella spesa destinata agli italiani. Gli italiani negli anni 20 tendono ad andare sempre più al cinema, no? Il cinema passa dal 39 al 62% delle spese nel totale dei divertimenti degli italiani. Ecco, a questa crescita fa riscontro una caduta verticale delle produzioni italiane. Pensate che nel 14 corti e lungometraggi italiani erano 1027. Alla fine degli anni 20 sono 23. Sono solo 23 produzioni cinematografiche italiane. Poi ci sarà una ripresa sostenuta fortemente dal fascismo che scopre la centralità di questo strumento. E a tamburo battente contemporaneamente le majors statunitensi dal 23 in poi sbarcano in Italia e rovesciano sul pubblico un'infinità di manifestini, volantini, planche, fotografie, in una rida di messaggi e voci promozionali sui quali giganteggia ben presto il ruggito del leone della Metro-Goldwyn-Mayer, no? E si apre un quindicennio in cui, come scrive un grande storico del cinema italiano, il cinema italiano è storia della ricezione e consumo del cinema americano. Non mancano, è vero, delle denunce dell'invasione americana e dei suoi effetti deleteri, sia sull'industria autoctona, sia sui costumi nazionali, che il regime cerca in misura crescente di controllare e irrigidire. Nel 26 il giornalista emergente Orio Vergani si interroga sui danni, cito, che la propaganda della mentalità americana, potentissima propaganda di protestantesimo e di assiomi democratici, potesse esercitare sugli italiani. Altri meditano preoccupati sul pericolo che le ragazze italiane, traviate dall'immagine di una amatrissima attrice americana, ne seguono l'invito a tingersi le labbra, a fumare, ballare disperatamente e scandalosamente, magari lasciandosi corteggiare e anche baciare, e anche qualcosa di più, dicono gli osservatori dell'epoca, no? Dagli immancabili giovanotti che sono in agguato, si dice, fuori la notte. Eppure per il momento il regime non sembra avvertire la necessità di un intervento, anzi favorisce la circolazione del cinema americano. Come è noto, Mussolini era molto sensibile al mezzo visivo. Nel 24 è già il più fotografato politico della storia, al visuale e al mezzo, scusate, cinematografico, mezzo visivo. Nel 24 è già il più fotografato politico della storia e in particolare poi a quello filmico. Nel 26 la nazionalizzazione dell'Istituto Luce è il primo. Grazie a questo lui è il primo capo di governo con in mano uno strumento di propaganda cinematografica quotidiana. Mussolini ammira dal punto di vista tecnico e artistico il cinema d'oltreoceano e condivide l'opinione di quanti, fra le addetti ai lavori, ne accettano la presenza perché sperano in una progressiva assimilazione da parte italiana delle lezioni del cinema statunitense.
senza dimenticare naturalmente che il cinema yankee svolge un ruolo non del tutto secondario nella complessa rete di costruzione dell'immagine del leader fascista che si produce al di là dell'Atlantico. Gli esiti non sono sempre quelli sperati da Mussolini in queste produzioni americane su di lui. Lo mostra nel 23 il film a soggetto della metro The Eternal City. È un film ambientato a Roma durante la marcia su Roma, a breve distanza dai fatti, nemmeno un anno. Ed è un drammone simpatetico al duce, ma condannato a un flop americano di critica e di botteghino. Non vende assolutamente negli Stati Uniti perché ha una piatta retorica propagandistica che lo sostiene. E in fondo è inviso anche alle autorità italiane, perché qua e là ci sfuggono delle immagini di una Roma devastata dalla guerra, di un paese, ci sono immagini poi del fronte, soprattutto, ecco, sui reduci mutilati e sulla povertà che c'è nella capitale e non solo. Immagini che sono sfuggite ai pur assidui tentativi di supervisione e di censura dell'ambasciatore a Washington, Gelasio Caetani, che è il famoso ambasciatore degli anni 20. Ci sono però invece anche dei grandi successi in questa costruzione di immagine. Spero che sia chiaro, qui c'è un intreccio, c'è una convergenza tra le spinte che vengono da qui a sostegno di Mussolini e quello che avviene negli Stati Uniti. È una macchina propagandistica che in parte si mette in moto, italoamericani, diplomatici italiani, ma anche diplomatici con imprenditori, politici statunitensi interessati a questo, favorevole a questa immagine del duce come garanzia di stabilità. E tra i grandi successi di questi sforzi di costruire l'immagine di Mussolini c'è il pionieristico cinegiornale Parlato nel 27, che è l'anno, se ricordate, del primo film parlato, ma che è un film musicale, no? Ecco, cantante di jazz. Bene, c'è un cinegiornale parlato della Fox, The Man of the Hour, che ritrae un breve discorso del dittatore pensato appositamente per le cineprese statunitensi a Villa Torlonia. Sono 3 minuti in inglese, pervasi dal profondo spirito di amicizia con quale vola lirico al solito il duce, l'Italia guarda ai 120 milioni di cittadini d'oltreatlantico, riconoscendone, e dice così il duce, la meravigliosa energia e salutando gli italiani d'America che uniscono in un unico amore le nostre due nazioni e le onorano entrambe col loro lavoro. Ecco qui il Mussolini di questo cinegiornale, ecco, The Man of the Hour, ecco, l'uomo dell'ora, che è distribuito assieme a Sunrise, che è il film d'esordio hollywoodiano del grande maestro tedesco Murnau. Ecco, viene distribuito assieme al film di Murnau. Ed è accolto con favore dalla stampa americana, perché, dice la stampa americana, con la sua vividezza trasforma leader fisicamente distanti in esseri umani che conosciamo meglio. È in corso questo processo di spettacolarizzazione della politica, no? E contemporaneamente anche in parte di politicizzazione dello spettacolo, perché divi che sono assunti come figure pubbliche, come emblema delle figure pubbliche. Lo dimostra nel 1927 un servizio sui rotocalchi su alcuni rotocalchi di cinema statunitensi dedicato alla super coppia divistica Douglas Fairbanks e Mary Pickford. Alcuni mesi prima Fairbanks e la Pickford sono stati in Italia in un viaggio promozionale per rendere il loro film e hanno avuto l'onore di una breve ma intensa udienza privata con Mussolini. Ne sono usciti, dice Fairbanks in questa intervista a un giornale statunitense, con la forte impressione di una personalità dinamica. Mussolini è una personalità dinamica, è potente come un motore d'aeroplano. Vi ricordate la centralità dell'aeronautica nel mito e nella costruzione dei miti fascisti. Personalità estremamente carismatica. E ne sono usciti anche Fairbanks e la Pickford con l'esplicita richiesta da parte del duce, grandissimo propagandista di suo, di parlare bene dell'Italia, però parlate bene dell'Italia e della sua buona condizione politica ed economica, cosa che i due, tornati in patria, puntualmente fanno. E qui vedete, in spiaggia a Laguna Beach, si scambiano con gli amici per la gioia dei fotoreporter entusiastici e vistosi saluti romani. Simbolo di esuberanza fisica e immediatezza espressiva, che pare attagliarsi perfettamente al sex symbol Fairbanks, acrobatico, muscolare e abbronzatissimo protagonista di tanti film d'azione.
Notate la convergenza, no, tra la spettacolarizzazione della politica e la politicizzazione del divismo. Ecco. Allora, dunque, dal punto di vista delle convergenze, delle ibridazioni dell'industria cinematografica, si può parlare di una notevole diffusione del cinema statunitense in Italia all'epoca e anche in parte di un successo, usando questo circuito, da parte dello stesso Duce, temporanea, negli stessi Stati Uniti. Ora, se è ben noto l'interesse di Mussolini per il cinema americano, meno lo è forse quello per la musica jazz, anche se tutti sanno che essa si indirizzerà professionalmente nel secondo dopoguerra, Romano, il penultimo figlio del Duce. È con tutta probabilità la primogenita Edda, figlia preferita del Duce, a introdurre il jazz tra le mura della famiglia. Molto probabilmente fu Edda a introdurre il jazz, dove la musica, come si sa, è da sempre di casa, essendo notoriamente Mussolini stesso un appassionato melomane e violinista dilettante. Il veicolo dell'arrivo del jazz in casa Mussolini attraverso Edda è il grammofono. Il grammofono è un bene ancora molto raro, grazie al quale i ritmi sincopati iniziano la loro graduale diffusione, in origine tra i giovani agiati e di ceto medio urbani che ballano sulle sue indiavolate cadenze. Arrivano quei ritmi sull'onda dei transatlantici e dei giovani musicisti, in gran parte liguri, e naturalmente qui non c'è neanche bisogno di ricordare Natalino Otto, no? Che suonano sui transatlantici e che nelle soste a New York assorbono questa musica nei locali della metropoli statunitense, per poi portarsela sotto braccio nei dischi a 78 giri con i quali tornano in patria. Addirittura c'è una tesi avanzata da una studiosa statunitense secondo cui Natalino Otto in parte ispirò persino Frank Sinatra. Ecco, perché Natalino Otto, durante una di queste sue permanenze a New York, fa un programma, anzi fa più programmi radio, su delle radio locali, lo sente la madre di Frank Sinatra, che è la mastermind dietro il grande successo di Frankie, e gli segnala questo cantante. Quindi secondo questa studiosa, potrebbe esserci un'influenza di Natalino Otto, addirittura, vedete, in questo caso non parliamo di americanizzazione, ma il processo va nell'altra direzione. Ma torniamo al jazz, fenomeno decisamente limitato, la passione per il jazz aumenta comunque col procedere degli anni '20. Il favore con cui il Duce, soprattutto i suoi figli, perché a Edda si aggiunge ben presto il più piccolo Vittorio che impara a suonare il banjo, guarda la nuova musica e la sia pur relativa ma crescente popolarità di cui essa gode presso il pubblico, in specie giovanile, spiegano il fatto che essa sopravviva alle forti polemiche che però le si scatenano attorno, perché non bisogna dimenticare, uno, al cosiddetto grande storico Emilio Gentile ha parlato di americanismo fascista, no? C'è un americanismo fascista, lo stiamo esplorando, però si sovrappone e si opporrà in misura crescente un anti-americanismo, cioè quelli però sono degenerati, sono materialisti, sono protestanti, c'hanno i neri, ecco, no? E allora nei confronti del jazz c'è un atteggiamento ambivalente, no? Con forti polemiche che gli si scatenano attorno. Queste polemiche sono alimentate da prevalenti denunce di volgarità e oscenità, intessute di accenti razzisti contro questi ritmi negri e da selvaggi. Non bisogna dimenticare che atteggiamenti di questo tipo sono diffusi negli stessi Stati Uniti, no? Ecco. Recentemente uno studioso ha scoperto una lettera che finora non era stata trovata di Hitler, che scrive nel 1933 a Franklin Delano Roosevelt e gli dice: ma perché trattate così male i neri nel vostro paese? Ora pensate, Hitler, ecco, naturalmente voglio dire, no, ecco, da che pulpito, eccetera, e poi gli era scappato, ma era nella polemica, no? Molto spesso la questione nera
sarà oggetto delle polemiche anti-americane, no? Sarà anche durante la guerra fredda, come è noto, no? Durante la guerra fredda uno degli argomenti più usati dai sovietici è proprio, vabbè, dite che siete l'epitome del mondo libero e poi tenete nelle condizioni in cui li tenete, inclusi linciaggi, i neri. Ecco, quindi ci sono queste denunce, no, di volgarità contro i negri, i selvaggi, e queste denunce l'Italia fascista accomunano musicisti, esponenti del regime ed ecclesiastici. Ci sono però anche delle isolate voci di esplicita difesa, tra le quali spicca il musicista d'avanguardia Alfredo Casella, che invece difende con molta rigore il jazz e la nuova musica americana. Nel frattempo, sullo sfondo, meno roboanti ma non proprio insignificanti, ci sono le varie esperienze di ascolto e di uso sotto traccia nelle pieghe della società di questa musica. Sembra difficile sottrarsi ai nuovi ritmi quando nel 1928 approdano nella penisola, grazie al talento impetuoso della vedetta afroamericana trasferitesi con successo da alcuni anni in Francia, Josephine Baker. E Josephine Baker è una dei tanti neri che va in Francia proprio perché vuole sfuggire all'apartheid che vive negli Stati Uniti. E qui Baker a un certo punto passa anche da Genova, c'è un bellissimo articolo di Aldo Padovano su questo. Va a Roma e a Roma la accoglie con vivo apprezzamento per il dinamismo americano, questa è la forma che incarna, chiamiamolo così, il duce in persona, cioè Mussolini che accoglie Josephine Baker. Questo nel 1928. Nel marzo dell'anno dopo, quella che i giornali definiscono l'attuale frenesia per il jazz band, ecco, perché si chiamava jazz band, in particolare jazz band era un modo per indicare la batteria. Mio nonno, che era batterista nella provincia di Mantova, lui sosteneva di essere stato il primo batterista della provincia di Mantova, chissà se è vero, ma chiamava la batteria jazz band, quindi lo identificavano perché era il ritmo, era quello che dava il ritmo sincopato. Ecco, nel marzo di quell'anno questa attuale frenesia per il jazz band si affaccia sull'ancora ridottissimo circuito radiofonico, perché sono appena 100.000 gli abbonati, con un proprio programma dedicato al jazz dalla stazione EIA di Milano. Siamo nel, dicevo, marzo del 29, più o meno mentre al Supercinema di Roma si tiene la prima de Il cantante di jazz, che è il primo film sonoro, come dicevamo, primo film sonoro della storia. Il cantante unisce in un colpo solo due tratti distintivi, il cinema e la musica dell'americanismo. E pensate, all'americanismo dedica una voce la Treccani dell'epoca, 1929, definendolo quell'ammirazione che a volte diventa persino una moda. Qualcosa che stimola, affascina, divide all'insegna della modernità, perché il tema è quello della modernità. Chi è più moderno? Siamo più moderni noi fascisti o sono più moderni gli americani? Non senza equivoci e malintesi fra quanti sostengono e quanti oppongono l'americanismo, il discorso pubblico e le pratiche culturali diffuse del paese alle soglie della grande crisi. Questa è l'ultima immagine del jazz, vedete due ragazze che ballano all'aperto il jazz, ma ho praticamente finito, però c'è una piccola coda, che è questa. Questo è quello che è arrivato, questo è quello che è passato, questa è stata la ricezione, no? Sia pure per sommi capi. Fra equivoci, difficoltà, resistenze. Forse sarebbe interessante, però, anche un breve accenno a quello che purtroppo non è arrivato all'epoca. Non è arrivato per niente. Quando pensiamo agli Stati Uniti degli anni 20, gli anni ruggenti, noi pensiamo alle luci, ai fiumi di alcol clandestino, ai gangster, alle ragazze emancipate, le flappers, al ballo. Ma gli anni 20 furono anche teatro di un grande dibattito intorno a quelle che oggi si chiamano fake news. Non le si chiamava all'epoca fake news, ma ci fu un grande dibattito negli Stati Uniti su ma cosa sta accadendo al nostro modo di parlare in pubblico ora che c'è il cinema, la radio. Che effetto fa tutto questo? Il dibattito coinvolse in particolare tre figure
Allora, quello che vedete a sinistra è Walter Lippmann, il più grande giornalista statunitense del secolo e forse il più grande giornalista del secolo nel mondo. Walter Lippmann nel 1922 pubblicò un libro che si intitolava Public Opinion, con un tono decisamente pessimistico. Lippmann aveva fatto l'esperienza della mobilitazione durante la Grande Guerra, aveva visto la macchina propagandistica, aveva visto come questa macchina propagandistica progressivamente aveva abbandonato le intenzioni originarie di essere ragionevoli, di informare, di persuadere, ed era passata a dei toni sempre più enfatici, esagerati, che cercavano di colpire volutamente allo stomaco la gente, le famose immagini, non so, tipo dei tedeschi come gli unni, no? I mostri e così via. Colpito da tutto questo, scrive questo libro nel quale traccia un quadro decisamente pessimistico dell'opinione pubblica. Cioè, l'opinione pubblica sta diventando qualcosa di sempre meno consapevole. È sempre più difficile farsi un'opinione delle cose, perché ci arrivano dei fantasmi, ci arrivano dei simulacri che passano attraverso giornali e cinema. 3 anni dopo, 1925, Lippmann è ancora più pessimista. Scrive un libro che si chiama Il pubblico fantasma, libro, aggiungo subito, che ho cercato disperatamente dal 1994 di far tradurre in italiano, senza esito. Ecco. E cos'è il pubblico fantasma? Il pubblico fantasma sono i singoli cittadini nelle morse dei media, i giornali, il cinema e adesso anche la radio. E Lippmann all'inizio, la pagina iniziale del libro dice: oggi il cittadino si sente come lo spettatore sordo dell'ultima fila. Ecco. Allora il tono è quello che, per riprendere la famosa formula di Umberto Eco, potremmo catalogare come gli apocalittici. Ecco, Lippmann è l'apocalittico. 22-25. Gli risponde l'integrato, che è, sempre per usare la formula di Eco, che è questo signore in mezzo, che è Edward Bernays. Edward Bernays è, assieme a Ivy Lee, vi ricordate quello che abbiamo visto prima, ma ancor più di lui, l'inventore delle public relations. Parte molto bene Bernays. È viennese, va con i genitori piccolissimo, si trasferisce negli Stati Uniti, si laureerà in giornalismo a Cornell, eccetera. Parte molto bene perché nipote sia per diretto, sia per parte di madre che per parte di padre, di Sigmund Freud. E è un sostenitore del fatto che è bene manipolare le coscienze, perché le si aiuta, perché si forniscono degli elementi e che bisogna aiutare gli imprenditori a vendere i loro prodotti. Se occorre anche manipolando le coscienze, usando non le coscienze, l'inconscio. Intervistato su quanto conoscesse Freud, disse: beh, correva in famiglia, correva nel sangue. Una delle prime cose che fece in questa sua attività di public relation, Bernays è l'esperto che prova a vendere l'immagine di un'impresa, non un prodotto, non ti vende questo prodotto specifico, ti vende l'immagine complessiva dell'impresa Alpicozzi, ti vende una causa politica, ti vende un personaggio. Lavora su questo. Diventerà famoso nel 1929 perché organizza un manipolo di bellissime giovani donne, alcune addirittura suffragiste, ma le più erano indossatrici, suffragiste e indossatrici, che lui fa sfilare per Fifth Avenue con una sigaretta in bocca, in un momento in cui fumare in pubblico per le donne poteva essere ancora in parte un problema. Per conquistare, lui lavora per la American Tobacco, e per persuadere la gente e le donne anche a comprare le sigarette, fa sfilare queste ragazze che vanno su e giù. È l'inizio degli eventi, i famosi eventi, no? Che poi Daniel Burstein definirà pseudo-eventi, perché sono costruiti, no? Ecco, nel 1962 li definirà pseudo-eventi, cominciano con Bernays, no? Bernays è vissuto fino a 103 anni, figura assolutamente straordinaria, ecco, ed è l'integrato. Dice: no, ma va bene,
Ma perché dobbiamo preoccuparci? L'importante è usare i media per persuadere la gente, persuadere usando i mezzi più diversi, usando anche l'inconscio e così via. E sulla sfondo emerge e in parte torreggia la terza figura, che è il più grande filosofo statunitense dell'epoca, è uno dei più grandi filosofi statunitensi di sempre, è uno dei più grandi filosofi del Novecento, che è John Dewey. John Dewey pazientemente dice: dobbiamo ricominciare. Sì, ha ragione Lippmann, la situazione è molto difficile, sì, ha ragione Bernays, perché è vero che ci sono tutte queste spinte, ma noi dobbiamo credere nella possibilità di costruire una ragionevole pratica di discussione e di confronto aperto, quello che poi Jürgen Habermas riscoprirà negli anni '80, no? Molti anni dopo. Ecco, quel discorso, come dicevo, allora non arrivò, né poteva arrivare, vista la nostra dittatura. Ma una discussione, quella discussione credo che non ha perso niente della sua forza e che le recenti vicende delle fake news, anche in clima di guerra, rendono più che mai attuale e dunque una discussione che forse sarebbe meglio riprendere in mano più prima che poi. Grazie. Allora, come non ringraziare Nando Fasce, perché ha fatto un quadro davvero molto ampio, molto articolato, devo dire con moltissimi spunti di osservazione e anche, vuol dire, l'indicazione di approfondimenti su vari aspetti. Ci sono degli interventi? Rompo il ghiaccio io, posso fare Anzi, un'osservazione? figurati, certo. Ma pensavo a questo, innanzitutto il fatto della pubblicità che si sviluppa così tanto negli anni '20 negli Stati Uniti e nonostante qualche tentativo non in Italia, ma mi sembra di ricordare, ma tu questo me lo confermerai o lo negherai, che proprio negli anni '20 si cominci a svilupparsi negli Stati Uniti la vendita a rate. Tu hai detto tutto questo, che invece noi in Italia avremo negli anni '60. Ecco che tu hai detto ci sarà lo sviluppo, trova una corrispondenza perché l'Italia è un paese povero, quindi il potere d'acquisto medio di uno statunitense. Ecco, l'altra osservazione è che è vero che non c'è la discussione sull'uso della comunicazione, sull'uso della pubblicità, però è vero, dimmi tu questo, che in Italia però il partito fascista userà e svilupperà la propaganda in termini addirittura anticipatori rispetto alla Germania. Ho letto che addirittura per certi aspetti la Germania imita e segue questa capacità di propaganda che viene messa in atto in Italia. Quindi evidentemente potrebbe essere che in qualche modo un certo messaggio venga recepito e applicato peraltro in un altro modo. Rispondo subito? Sì. Allora, sono due osservazioni molto importanti, grazie Stella. Sì, la prima io l'ho solo adombrata quando parlavo di mercato, cioè quando parlavo delle dimensioni del mercato, ma è indubbio, questa è un'osservazione molto importante ed è importante sottolineare quello che tu richiamavi quando parlavi delle vendite rateali. Le vendite rateali iniziano negli Stati Uniti negli anni '20 proprio attorno all'auto, attraverso la General Motors. Come sapete, c'è una differenza di fondo tra la Ford e la General Motors. La Ford è tutta produzione. La General Motors emerge perché invece punta sul marketing, cioè dal punto di vista produttivo ha più o meno il sistema Ford, catene di montaggio, eccetera, ma ci aggiunge una sensibilità per il marketing e dunque, quando parliamo di marketing, per tutto quanto, cioè tutto il sistema di vendita,
anche e soprattutto le vendite rateali, che tu hai giustamente richiamato. Questo che da noi arriveranno soltanto negli anni 50 e 60 durante il boom, insomma. Ecco. Quindi quello è un elemento decisivo. Il potere d'acquisto non ne parliamo, e poi non bisogna dimenticare che noi tra gli anni 20 e gli anni 30 il potere d'acquisto delle grandi masse diminuisce. Ecco, quindi c'è una contrazione, per cui sicuramente, e questo è un elemento cruciale, una differenza proprio, come dire, di dimensione di mercato, possibilità di acquisto. Tant'è vero che, e su questo chiudo, nel 28 viene in Italia un certo Charles Hart, che è uno che ha lavorato nella propaganda durante la Prima Guerra Mondiale e che viene in Europa per studiare la pubblicità europea. Dice, ma non è che si può investire, eccetera. E fa un quadro devastante della situazione italiana, proprio dal punto di vista, dice, qui non hanno potere d'acquisto, è inutile che noi proviamo. Ecco. Però appunto General Motors e JWT invece non gli credono e si faceva. Quindi molto giusta questa cosa. Anche la seconda osservazione. Ora, due cose mi viene da dire. Sono pienamente d'accordo con te. Io naturalmente qui il taglio era molto, come dire, specifico, insomma, ecco, e anche un po' riduttivo, inevitabilmente. Allora, primo, il rapporto dal punto di vista, diciamo, della comunicazione, il rapporto tra fascismo e nazismo è un rapporto dialettico, nel senso che i nazisti prendono sicuramente dai fascisti, anche se non bisogna dimenticare che da subito, se tu leggi c'è una bellissima biografia di Goebbels. Ecco, Goebbels su questo veramente parte sparato da subito. Ed è un lettore di Bernays. Pare che Goebbels tenesse Bernays nonostante che fosse Bernays è ebreo, ultra ebreo, eccetera, eccetera, nonostante questo se lo tenesse sul comodino, perché il libro di Bernays è del 23. Quindi sicuramente il primo che si chiama Crystallizing Public Opinion, cristallizzare l'opinione pubblica. Quindi sicuramente i nazisti si ispirano al modello fascista. Però non bisogna dimenticare, primo, che non producono un propagandista come Goebbels. Cioè i fascisti non hanno una figura di quella forza. Perché c'hanno Mussolini, tu mi dirai. Ecco, ma di quella forza, cioè così applicato, così interessato fin da subito, no? Con un modello, sapete, Goebbels dice sostanzialmente due cose. Quando andavano nelle birrerie e cominciavano a cercare di persuadere, no, e diffondere il verbo nazista, dice, prima li picchiamo e poi si parla. Ecco, quindi la prima cosa era innanzitutto proprio, dice, poi una volta che abbiamo sistemato i riottosi, quelli che non vogliono sentirci, partiamo. Allora, in prima istanza è giustissimo, li imitano, ma poi il rapporto si inverte, cioè perché nel frattempo la macchina, in parte già con Weimar, ma fin da subito la macchina pubblicitaria tedesca, visto il mercato e viste le maggiori, no, i maggiori impulsi, è superiore a quella italiana. E dunque allora avviene che ben presto i rapporti si invertono. I comunicatori italiani guarderanno la Germania. Il modello statunitense viene messo da parte, anche se però, spero che sia chiaro, sotto traccia un po' di cose restano, e contemporaneamente in misura crescente ci sarà l'impulso, ci sarà l'influenza dei nazisti. Cioè l'influenza nazista si esercita sulla macchina propagandistica fascista, sul sistema della pubblicità, che viene dagli anni 30, io ho parlato solo di anni 20, ma dagli anni 30 viene in notevole misura controllata dal regime. Il regime ha nei confronti della pubblicità un rapporto che potremmo distinguere in parte per decenni. Cioè negli anni 20 la guardano con un tono che è ufficialmente, sta tra la diffidenza e l'indifferenza, ufficialmente, cioè perché noi siamo fascisti, siamo più bravi, pubblicitari, cosa volete vendere, questo e quell'altro, però nei fatti pragmaticamente le vanno dietro. Negli anni 30 hanno capito quanto è importante, e l'hanno capito anche e soprattutto sotto l'influsso nazista. Ecco, in pochi mesi i nazisti in pochi mesi controllano tutto il sistema pubblicitario. Goebbels nazionalizza, cioè crea una camera della pubblicità che controlla tutte le agenzie pubblicitarie. È uno dei settori in cui fin da subito partono contro gli ebrei di forza proprio. Epurazioni senza limiti. Ecco, e allora in questo senso mi sentirei di dire che
Se è vero che negli anni 20 il fascismo influenza i nazisti che si stanno formando, negli anni 30 il rapporto si inverte. Ma era molto giusto, molto opportuno il tuo richiamo, di cui no, ti ringrazio. Se non ci sono altri interventi, allora ringrazio Nando Fasci, naturalmente volevo fare. No, avevo detto. Domanda. La mia impressione è questa: può essere sempre difficile in storia, indicato un anno, un periodo in cui le cose cambiano, cioè gli Stati Uniti non influenzano così, in modo così significativo l'Italia in questi tre settori. Io penso che la crisi del 29 sia una cesura fondamentale. Un mondo che era molto positivo crolla. E allora questo crollo quanto influenza allora la funzione della pubblicità, che era un po' l'anima di questo business, ecco, che crolla clamorosamente, e gli Stati Uniti, come sappiamo, negli anni 30 faranno una fatica clamorosa per recuperare. No, grazie. Lui è Giovanni Fabi, che è un americanista, ha scritto un libro molto bello sulla propaganda negli Stati Uniti durante la Grande Guerra. Ecco, sì, come vedete io mi sono fermato agli anni 20. Ecco. Dopo il 29 le cose cambiano, nel senso che il mito americano in notevole misura si affievolisce. Non solo il mito, la presenza stessa. Gli americani devono preoccuparsi prima di tutto di casa loro. Ecco. E questo lo si vede, una piccola osservazione, quindi sono d'accordissimo che il 29 cambia decisamente le cose. Lo si vede non solo nei confronti di paesi come l'Italia o la Germania, no? Ecco. Anche se poi adesso aggiungerò una cosa che non va sottovalutata. Ma lo si vede addirittura nei confronti dell'Unione Sovietica. L'Unione Sovietica fino al 29, l'Unione Sovietica sviluppa in vario modo una enorme fascinazione per gli Stati Uniti. Provano in tutte le maniere a importare tecnologia, fanno dei famosi accordi quasi segreti con le grandi imprese statunitensi. Uno prevede la costruzione da parte di Ford di un grande stabilimento a Magnitogorsk, ecco, che poi in realtà arriva al 29 e si blocca lì, ecco. E allora dal 30-31 in poi addirittura l'Unione Sovietica viene meno tutto questo. I sovietici cominciano a dire: beh, ma che modello è quello lì? Che pure è il modello dell'industrializzazione. Lì, ricordate la famosa definizione di Lenin, no? Dice Soviet più elettrificazione. Insomma, l'Unione Sovietica è Soviet più elettrificazione, è Taylorismo se occorre, pur di cambiare le cose, no? Ecco, bene, dopo il 29-30, il mito americano alimentato, pensate, nel 26 ci sono manifestazioni di contadini in Unione Sovietica che innalzano stendardi con Marx, Lenin e Ford, perché è il trattore, è la speranza del trattore. Tutto questo scompare dopo il 29-30. Ecco, e quindi questo vale naturalmente anche per certi versi, a maggior ragione, nel vecchio mondo, insomma. Ecco, lo spiega molto bene, anche se talvolta caricando un po', ma con un libro straordinario, La vittoria de Grazia in L'Imperio Irresistibile. Ecco, L'Imperio Irresistibile è una ricerca straordinaria che ti fa capire veramente come negli anni 30 cambiano le cose. Però questo però, io nel caso soprattutto italiano, ecco, che io ho un po' studiato, non elimina l'interesse e la fascinazione per gli Stati Uniti. Tant'è vero che quando noi facciamo Cinecittà, Vittorio Mussolini va a Hollywood e si va a studiare Hollywood. Tant'è vero che quando l'Italia, questa è un'altra ricerca che ho fatto specifica, ma quando l'Italia partecipa sia alla
esposizione di Chicago del 33, ma soprattutto a quella del 39. E partecipa all'esposizione del 39 perché vuole imparare le tecniche da applicare all'Eur 42, che come sapete non si terrà mai perché poi c'è la guerra e arriva il disastro. Questo per dire che là, in parte almeno, anche se è vero che cambia il rapporto, ma in parte la fascinazione, guardate, i documenti sotto questo profilo sono veramente, cioè l'attenzione e l'americanismo fascista in una certa misura si conserva, e si conserva anche l'attenzione nell'altro senso. L'ho detto almeno fino all'Etiopia. Nel 1935 il presidente dell'Unione Industriali di Filadelfia torna dall'Italia e dice: guardate, là hanno sistemato le cose. Facciamo così anche noi, New Deal, sindacalizzazione, lotte operaie, eccetera. Facciamo anche noi come hanno fatto in Italia, che hanno sistemato le cose. E quindi, come dire, lo scambio, e ribadisco però anche la fascinazione fascista rimane, in una certa misura, rimane, anche se naturalmente il mito statunitense si è incrinato, si è affievolito e così via. Anche rispetto a questo però non bisogna dimenticare che dal 36, 37, 38, a parte la terribile breve però recessione del 37, gli Stati Uniti danno più di un segnale di ripresa, ecco, di capacità di risposta, con mezzi che in parte sembrano giustificare le scelte fasciste e naziste, perché passano attraverso lo Stato, tant'è vero che negli Stati Uniti Roosevelt viene, ecco. È vero comunque che c'è un incrinarsi del mito che ritornerà poi invece con grande forza con la seconda guerra mondiale e poi nel secondo dopoguerra. Grazie. Bene, grazie Video. Vorrei per favore soltanto dirvi che ci sarà giovedì 2 febbraio una prossima conferenza di Maria Luisa Cristina dell'Università di Genova intitolata Antibiotico resistenza, le dimensioni del fenomeno e l'approccio One Health. Buonasera. Grazie. Come scusa? Assolutamente, la figura. Ma qui c'è uno studio, cioè, loro sono... sai, d'altra parte... grazie. D'altra parte, Frank, cioè, pensa a pensare che Roosevelt era un pragmatico estremo, cioè, se funziona... E poi l'organizzazione all'interno delle sì, no, sicuramente, figurati. No. No, dimmi. Ah, certo, no. Ah, guarda, me lo marco. Me lo marco. Aspetta, mi hai detto Daniela Manetti. Arrivederci. No, figurati. No, ti ringrazio molto, scusami. No, ti ringrazio molto dell'attenzione e delle domande, guarda. Accidenti. No, ma guarda, sì, no, questo sicuramente è che io ne so poco, come di tutto. Sì.